In queste sere molti volontari sono al lavoro nella zona del Montello e anche qui a Cavaso, come mai? È partita la migrazione degli anfibi, che è un fenomeno che si ripete ogni anno in questo periodo, in quanto questi animali si svegliano dal letargo che hanno fatto durante l'inverno nei boschi e migrano verso le zone umide per andarsi a riprodurre. E durante questo tragitto purtroppo intersecano delle strade e vengono schiacciati spesso a migliaia delle auto. Noi già da molti anni siamo intervenuti nei siti che conosciamo dove c'era una problematica molto importante e abbiamo cominciato a posare delle reti di protezione, a venire a traghettarli con dissecchi tutte le sere durante appunto questo periodo per fargli fare la loro migrazione in sicurezza. I volontari dell'associazione SOS Anfibi cercano di occuparsi di questi anfibi durante sia il periodo di migrazione dell'andata sia del ritorno. Certo, infatti ci sono due fasi di migrazione, quando gli anfibi vanno dal bosco verso gli stagni e quando dagli stagni ritornano verso il bosco. Perché? Perché le specie che troviamo in questa migrazione di massa, chiamiamola, sono principalmente il rospo comune, la rana di latassa e la rana dalmatina, vanno in acqua soltanto in questo periodo per riprodursi. Poi durante durante il resto dell'anno in cui sono attivi non tornano più in acqua. E quindi appunto stanno lì 15 giorni, si riproducono e poi tornano indietro. Il lavoro del volontario si svolge in queste ore serali per forza di cose. Sì, in quanto gli anfibi sono animali notturni e quindi loro si muovono soltanto dall'imbrunire in poi e si muovono quando ci sono le condizioni ideali di temperatura e umidità. E per questo al finire a cavallo dell'inverno e la primavera e per questo soltanto nelle prime ore serali, in quanto poi le temperature sono troppo basse ed essendo loro animali a sangue freddo si rintanano e ripartono la sera successiva. E chi trova un rospo o una rana femmina per strada cosa deve fare? Allora, deve guardare la direzione in cui sta andando l'animale e portarlo dall'altra parte della strada. Spesso se lo trova nei siti dove noi mettiamo le reti, si vedono le reti, quindi rispetto alla rete lo mette dall'altra parte.